onorevoli colleghi, oggi ricorrono 32 anni da un momento storico che ha cambiato il corso dell'Europa e di tutto il mondo occidentale. Ricordando oggi la caduta del muro di Berlino vuol dire porre al centro della nostra riflessione la storia del secolo breve che ha avuto, come dice Hobsbawm, inizio nel 1914 e si è concluso appunto nel 1989, un secolo drammaticamente orgoglioso di se stesso e dei propri orrori. La mia terra, la città di Gorizia nello specifico, è stata lacerata da una rete metallica che ha diviso ciò che è rimasto unito per secoli e secoli. Chi conosce la storia sa che si può intendere un confine come qualcosa di definitivo, una Finisterre che la sua caduta però può rimettere in discussione punti di vista, ideologie, valori, ma può anche rappresentare il futuro. Winston Churchill ebbe a dire come ci siano luoghi e territori che hanno più storia di quanta ne possano sopportare. È stato così per noi lungo tutto il confine orientale, è stato così per Gorizia. Oggi, grazie al pensiero, alla forza, alla volontà di personalità di grande spessore umano e politico, e tra questi vorrei ricordare il presidente Sergio Mattarella e il presidente Borut Pahor, Gorizia e Nova Gorica sono diventate esempio per il futuro con l'assegnazione di capitale europea della cultura per il 2025. Questo è un segno per il futuro, per i giovani, una proiezione verso nuovi orizzonti. La storia è grande maestra, lo è stata per Gorizia, lo è stata per la Germania, lo è stata per il simbolo che il muro di Berlino ha rappresentato. E come nel 1963 JFK, ma anche noi tutti dovremmo dirci convintamente Wir sind Berliner, ricordando i nuovi muri che crescono da altre parti nel tentativo di arginare il flusso di uomini, di idee, di valori che nessun muro potrà portare al silenzio. Ich bin eine Berlinerin.